Per un giorno il Monte Ortobene è tornato indietro di almeno 40 anni, quando nelle domeniche estive diventava la meta preferita dei nuresi che vi si recavano per trovare un po' di sollievo alla calura agostana, per trascorrere un momento di relax insieme alla famiglia, agli amici, pranzando all'ombra degli alberi secolari e ascoltando musica tradizionale. E quanto è accaduto ieri in occasione della quarta edizione della manifestazione a Suconnotu Pro Su Monte, un evento ideato e organizzato dall'associazione Monte Ortobene Ultima Spiaggia, presieduta da Antonio Costa, in collaborazione con l'APAN Sardegna e col patrocinio del comune. Tanti nuresi con le proprie famiglie hanno voluto tornare all'antico, trascorrendo l'intera giornata al fresco del Monte Ortobene, una manifestazione a cui hanno aderito una cinquantina di operatori commerciali che hanno esposto i propri prodotti e di hobbisti che hanno mostrato il frutto del proprio ingegno. Il parco giochi, recentemente oggetto di un intervento di riqualificazione da parte dei volontari, ha ospitato bambini e anziani. La Santa Messa, celebrata dal canonico Gianni Bitti nella chiesetta di Nostra Signora del Monte, ha rappresentato un momento comunitario importante col piccolo ma prezioso edificio sacro, anche questo oggetto di cura dell'associazione, gremito di fedeli. Un ritorno al passato quando la chiesetta era al centro del borgo del Monte Ortobene che si animava specie in estate. A far da colonna sonora alla festa i gruppi folk nuresi, i cori e musicisti che hanno voluto regalare ai propri concittadini e ai turisti un tuffo nella tradizione del canto e del ballo. In definitiva una giornata da ricordare, quella della quarta edizione di A Suconnotu Pro Su Monte, che va nella direzione di quell'obiettivo che l'associazione si è posta fin dalla sua nascita: far tornare i nuresi sul monte, rianimare la montagna tanto che è la grazia dell'Edda, valorizzandola dal punto di vista ambientale e turistico affinché, con altre basi, torni a dare reddito alle famiglie nuresi.